Vi ricordate la Marina Grinder, quel rasaerba da 53 cm col motore da 5 cavalli e mezzo e che distruggeva tutto? Adesso hanno fatto la sorella più grande, la Marina Pro Max, una macchina rasaerba mulching da 60 cm con un motore da 8 cavalli e mezzo, con un piatto da 2 mm di spessore in acciaio inox verniciato. È chiusa molto bene, quindi non ha la possibilità che la parte del taglio vada negli ingranaggi, doppia lama, ruote in metallo zincato con doppio cuscinetto a sfera a stagno, regolazione altezza di taglio centralizzata, sgancio rapido per ripiegare le stegole e ridurre le dimensioni della macchina, ha 2 ruote chiaramente per l'avanzamento, le posteriori, e è un avanzamento diciamo progressivo, nel senso che ha un variatore di velocità con una scatola del cambio completamente in alluminio e tutti i componenti in bronzo, che è il massimo della qualità che si possa avere. Il motore è Kohler, quindi grande qualità, grande potenza, con un bellissimo filtro dell'aria. Perché dovrei preferire una macchina del genere? Perché oltre ad avere un motore molto potente, se la cava molto bene anche diciamo in situazioni estreme, ha anche una grande capacità di taglio, 60 cm, quindi macchina robusta, macchina italiana, fatta molto bene, già collaudata perché è già fuori da qualche anno. A questo punto ve la consiglio. Chi non vuole mezze misure per tagliare, fare un ottimo mulching e non spendere grandi cifre, questa è la macchina giusta. Ciao a tutti e buon mulching!